for the future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti. Questo è Te la ridò io, l'America, questo è l'appuntamento di lunedì 7 aprile 2025 in cui parleremo, come sempre, di tutto ciò che è avvenuto negli Stati Uniti d'America per avere un inizio di settimana smart, come dicono da quelle parti. Cominciamo subito con una notizia molto importante, anche perché ha riguardato proprio gli Stati Uniti e non solo. Ricorderete Luigi Mangione, ricorderete il ragazzo di 26, ormai 27enne, che uccise l'amministratore delegato dell'importantissima azienda di assicurazione sanitaria United Healthcare, Brian Thompson, e lo uccise a New York. Ricorderete poi l'arresto, la ricerca, tra l'altro forsennata per trovarlo, con i giornalisti americani molto impegnati proprio nella caccia all'uomo. Anche i social si sono mossi per trovare il misterioso killer, che poi si scoprì fosse un ragazzo, tra l'altro di una famiglia benestante, ma che nonostante fosse benestante non erano in grado di poter pagare le cure per i parenti, e quindi nella pazzia, nell'attimo di pazzia, ha deciso poi di cercare di porre fine alla vita dell'amministratore delegato come ritorsione. Un Luigi Mangione che ovviamente ha attirato le simpatie di tanti americani. Ovviamente sono stati poi dipinti questi supporters come se fossero assolutamente totalmente degenerati, ma in realtà è sintomo di una grave difficoltà per tanti americani medi, tanti cittadini americani, il non poter fronteggiare le spese sanitarie. E un Luigi Mangione, tra l'altro, che è stato arrestato con un corteo che sembrava veramente un trafficante di narcos, come dicevamo in questa trasmissione, con l'omicidio che avvenne il 4 dicembre. Ed ora il procuratore generale degli Stati Uniti ha dichiarato che si dovrà cercare di arrivare a una pena di morte. Vedremo poi se ovviamente la giuria sarà d'accordo, perché come sapete tutti, anche perché avete visto sicuramente più di un film americano dedicato proprio ai processi, non vi è solo il parere del giudice, ma vi è anche la giuria. E una giuria che potrebbe tra l'altro decidere a sostegno di Mangione, semplicemente perché magari tanti dei giurati fanno parte proprio di chi lo ha sostenuto poi al di fuori dei carceri, al di fuori del carcere, per dare un sostegno politico alla vicenda. Ma un Luigi Mangione che quindi rischia la pena di morte per aver posto fine alla vita di Brian Thompson. Di solito neanche gli school shooter, che sono alla fine anche in quel caso molte volte dei ragazzini, quindi school shooter sono gli attentatori che purtroppo anche in questo caso pongono fine alla vita o feriscono i propri colleghi studenti, ma ci troviamo in una situazione veramente, veramente complicata, anche perché si rischia di far passare Mangione come un martire, mentre in realtà non lo è. Semplicemente purtroppo quello che è avvenuto è un sintomo della difficoltà americana e dei cittadini americani di fronteggiare a certe spese, che potrebbero essere ancora più difficili da sostenere con il crollo dei mercati, perché gli americani sono una popolazione, una cittadinanza che investe molto, e le ultime
sanzioni, gli ultimi dazi di Donald Trump hanno messo ancora più in difficoltà i mercati durante questa settimana e durante questo weekend, ma ovviamente Donald Trump, essendo anche un grande imprenditore, sta scommettendo tutto sulla propria politica dei dazi e potrebbe anche ribaltare la situazione, potrebbe, tenendo duro, riuscire anche a migliorare la situazione per la cittadinanza. Soprattutto sono in difficoltà i cittadini americani, ma anche avete visto i mercati asiatici che europei sono in totale crollo. Statistica molto curiosa: tra i più ricchi del mondo, l'unico ad aver tra i più ricchi del mondo americano, tra gli americani, tra i miliardari americani, l'unico che ha aumentato il proprio capitale è il grandissimo investitore Warren Buffett. Intanto con i mercati che danno segni di enorme difficoltà, Donald Trump quindi continua a dire che alla fine il paese, gli Stati Uniti, riemergeranno più forti di prima, e sono già più forti di prima, anche per quello che è riuscito a ottenere in poco tempo. Quindi ovviamente è difficile in 3-4 mesi cambiare totalmente il panorama politico internazionale, ma soprattutto intende anche di politica internazionale, con il primo cessate il cessate il fuoco, scusate, che è riuscito a ottenere Donald Trump tra Israele e Palestina. Ovviamente purtroppo adesso sono ricominciati gli assalti fra i due schieramenti, ma sarà importante anche quello che riuscirà a ottenere per ovviamente la questione della Groenlandia, se riuscirà a strappare quel pezzo di terra di tra l'altro un altro stato che appartiene alla NATO come gli stessi Stati Uniti. Ma nonostante i giornalisti americani si fingano stupiti dalla volontà di Donald Trump per riuscire a ottenere quello che è un importante punto per il commercio internazionale e anche per le terre che hanno proprio nella stessa Groenlandia, in realtà non è stato il primo presidente americano a provare a ottenere proprio quello spicchio freddo di terra, ma anche lo stesso Truman nel 1946, ad esempio, aveva offerto addirittura alla Danimarca di poter comprare quello spicchio di terra importantissimo per il commercio internazionale. Ovviamente la Danimarca non ha accettato, ma è semplicemente Donald Trump l'ultimo di una importante discendenza di presidenti, uno degli ultimi proprio tra i presidenti, per cercare di ottenere una terra piena di terre rare, piena anche di uranio, piena anche di ferro, e soprattutto è importante mettere in sicurezza proprio quel punto di comunicazione fra l'Atlantico e quindi fra il continente europeo e quello americano, perché proprio i funzionari europei dichiarano che le navi russe fantasma, così come vengono descritte, stanno distruggendo proprio tutte le infrastrutture degli stessi europei, per cercare di mettere in difficoltà il poter navigare in maniera libera proprio in quella zona. Lo stesso Putin, tra l'altro, si è espresso sulla Groenlandia dicendo che ovviamente non è un interesse per la Federazione Russa, e che quindi lascerà mano libera a Donald Trump. Quindi parliamo anche non tanto del fatto che Putin lasci la mano libera, non è quella la notizia, perché non è Putin in questo momento tra i due in una posizione di forza, ma è importante probabilmente per capire che effettivamente, si spera,
tra i due paesi vi sia un'area migliore, che quindi si possa arrivare alla pace nel conflitto russo-ucraina nella maniera migliore possibile, sia per i russi sia per gli ucraini e anche per noi europei, si spera. Andando avanti con le notizie, tra l'altro rimanendo sempre nel settore militare, che tanto sta agitando nelle ultime settimane la politica europea ed americana, il segretario di Stato Marco Rubio ha visitato il quartiere generale della NATO proprio a Bruxelles per incontrarsi con gli altri ministri degli esteri, proprio quelli che appartengono all'Alleanza Atlantica. Un'alleanza atlantica che viene messa in discussione dagli Stati Uniti e non solo da Donald Trump quando era presidente, ma anche dai suoi predecessori, anche dallo stesso Donald Trump, tra l'altro, nel suo primo mandato, perché gli europei in questo momento non stanno partecipando alle spese per l'Alleanza Atlantica allo stesso modo degli Stati Uniti. Quindi alla fine, quando si parla poi di esercito europeo, alla fine, come dicevamo più volte in questa rubrica, e non solo, alla fine si sta dando corda a Donald Trump, che semplicemente sta chiedendo di non essere gli Stati Uniti più il cane da guardia del mondo, ma che siano spalleggiati da alleati europei. Poi ovviamente si può discutere se per un cittadino, per un elettore, sia importante la spesa militare oppure no, se si debba raggiungere il tanto agognato dagli americani 2% per la spesa militare, il 2% del PIL per la spesa militare oppure no, però un Marco Rubio che si è trovato quasi accerchiato dagli altri ministri degli esteri in questo summit proprio a Bruxelles per la NATO, ma perlomeno possiamo dire che la NATO rimane un'alleanza importante per gli Stati Uniti. Marco Rubio ha dichiarato che Donald Trump non è contro la NATO e ha dichiarato che anzi però gli europei dovranno addirittura arrivare a spendere non più il 2% come dicevamo prima e come diceva Donald Trump tra l'altro, ma per Marco Rubio addirittura gli europei devono arrivare a una spesa che si aggiri al 5%, quindi un aumento della spesa militare e tra l'altro con paesi europei come ad esempio l'Italia, la Spagna e il Belgio che non riescono in questo momento ad arrivare al benchmark, diciamo, al punto di incontro per una spesa ottimale proprio per l'Alleanza Atlantica. E intanto quello che sta avvenendo negli Stati Uniti con Elon Musk, ci sono state tante proteste in questi ultimi giorni da parte di democratici, da parte degli elettori democratici contro Elon Musk, contro Donald Trump. Ovviamente tanti di questi, chissà quanti di questi fanno parte di persone che rischiano l'espulsione proprio per non rispettare gli standard del quieto vivere, chiamiamolo così, statunitense, ma Elon Musk che in realtà può festeggiare con SpaceX e il team di SpaceX perché è riuscito insieme alla NASA a riportare indietro quei 2 astronauti che erano rimasti all'interno della stazione spaziale per circa 9 mesi. Purtroppo per loro avevano avuto difficoltà a ritornare indietro e grazie, dice Elon Musk sui social e anche in un'intervista esclusiva per un giornale americano, grazie all'eccellente lavoro di SpaceX insieme allo stesso team della NASA. Importante questo anche per suggellare ancora di più la vicinanza fra le 2 aziende, una statale e una privata, per la ricerca dello spazio e per la lotta proprio alle stelle e al raggiungimento poi, quello sarebbe il progetto principe di Elon Musk, proprio per la corsa a Marte.
con un'importante, tra l'altro, spedizione anche di ritorno. Purtroppo poi i 2 astronauti sono visti in condizioni molto difficili quando sono tornati poi a terra, però la buona notizia è che finalmente potranno riabbracciare le proprie famiglie. Possiamo anche continuare con le dichiarazioni sempre di Marco Rubio in questi ultimi giorni, che dichiara proprio questo venerdì scorso: bisognerà vedere se i russi in questo momento stanno attuando una strategia per prendere tempo proprio per quanto riguarda la situazione in Ucraina, oppure se effettivamente vorranno la pace. Ovviamente l'amministrazione Trump aveva chiesto una trentina di giorni, quindi un mese, di cessate il fuoco alla Federazione Russa, che però non ha accettato proprio nei primi giorni di marzo. Ma per fortuna perlomeno hanno accettato un cessate il fuoco per quanto riguarda il Mar Nero, però è limitato quindi solo a una zona, tra l'altro, di commercio, e che quindi sarebbe utile a entrambi che tornasse a pieno regime in entrambi i paesi. Kamala Harris è ritornata dopo la batosta alle elezioni, parlando di come sia completamente scioccata dalla sconfitta e che se avesse avuto più tempo, in realtà lei crede di aver avuto più possibilità di vittoria. Forse Kamala Harris veramente è distaccata dalla realtà, non si è accorta delle difficoltà dello stesso presidente Biden a andare avanti la campagna elettorale, di quanto era stata criticata la stessa amministrazione Biden durante il 2024 e anche gli anni precedenti. Una Kamala Harris che quindi torna sulla ribalta, all'apice della ribalta, però una Kamala Harris che continua a manifestare quanto in realtà sia lontana dagli elettori americani e dalla realtà. Intanto, un'altra notizia triste, questa veramente triste per gli americani: sono in difficoltà gli americani per quanto riguarda un'epidemia scoppiata in Texas di morbillo. Infatti anche il titolare del Dipartimento della Sanità, il capo Kennedy Jr., è andato proprio in Texas per verificare che ci siano i mezzi per contenere questa epidemia di morbillo. Kennedy Jr. non sta spingendo per i vaccini proprio per il morbillo, quindi vedremo quali saranno le mosse proprio del suo dipartimento, le mosse mirate proprio a fermare un'epidemia che è mortale, però ancora non è così diffusa per quanto riguarda i casi, il numero di casi. Poi vedremo se è una situazione simile a quella della pandemia del 2020, che all'inizio erano pochi casi riportati, ma probabilmente erano tante le persone che avevano già preso il Covid. Intanto, con le ultime notizie prima della chiusura di questa puntata, i programmi federali che sono stati mandati proprio dall'amministrazione Trump verso le università federali, proprio per continuare a ricevere i fondi dello Stato, rimangono un tema di discussione per gli americani. Anche Harvard ha avuto delle bacchettate da parte dell'amministrazione Trump proprio per quanto riguarda le ammissioni, per quanto riguarda il sistema di ammissioni, perché con tutte le regole dedicate a una precedenza, possiamo dire così, di ogni persona appartenente a gruppi di minoranze, per Donald Trump e la propria amministrazione si parla di possiamo dire criteri di ammissione discriminatori, ma anche
L'Università Brown rischia, addirittura si parla di 400 milioni di fondi, vedremo se poi si metterà d'accordo con un braccio di ferro da parte del presidente dell'università e l'amministrazione Trump, chi riuscirà ad avere la meglio, ma non è la prima, non è l'ultima, si tratta di tantissimi milioni in gioco, perché le università americane hanno a disposizione tantissimi fondi. E intanto anche un'ultimissima notizia in chiusura, con il gruppo terroristico proprio che risiede in Yemen, gli Houthi, ne avevamo parlato le scorse settimane, continuano con una politica e azioni aggressive proprio contro la marina statunitense, contro l'esercito statunitense, ma in realtà questi ultimi giorni non possono far altro che denunciare le morti per merito, possiamo dire così, di bombardamenti aerei proprio da parte dell'aviazione statunitense. Gli Houthi, i ribelli Houthi, i terroristi Houthi sarebbe anche meglio dire, denunciano addirittura un minimo di 6 morti, ma vedremo in futuro cosa succederà, soprattutto perché avrete visto quasi sicuramente anche il video che ha postato sui propri social il presidente Donald Trump, proprio per quanto riguarda i bombardamenti aerei degli Houthi, per continuare a mettere pressione su un gruppo terroristico che, ricordiamo, mette in difficoltà tutte le navi internazionali che passano proprio per le loro zone, con attacchi di pirateria, mettono in difficoltà anche gli Houthi che Israele può ricevere, quindi un alleato importante per gli Stati Uniti, e Houthi che ricordiamo hanno anche dei legami molto ravvicinati con il regime che in questo momento governa l'Iran. Infatti è proprio l'Iran che in questo momento sta finanziando gli Houthi, probabilmente con le minacce, tra l'altro, di Donald Trump verso proprio lo Stato iraniano, di far finire una volta per tutte questi finanziamenti a un'organizzazione che in realtà danneggia tantissimo gli occidentali. E con quest'ultima notizia il sottoscritto Matteo De Sio vi saluta, vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti. Avete ascoltato Te la